proprietario di Villa Maria e qualche anno di gestione alberghiera, e siamo qui a parlare di quelli che possono essere i risultati che si ottengono con degli interessanti investimenti in fase anche di ristrutturazione. Da quanti anni sono qui? 40 di famiglia? 40 di famiglia e 10 io da solo. Quindi eravate qui con tuo papà, mi dicevi? Sì, dal 74 mio papà arrivava da Bibione, dove faceva il direttore di 2 hotel, e dopo il matrimonio è venuto qui e ha preso in società con altri 2 amici 2 hotel, questo e un altro un po' più avanti. E questo fino all'82 li hanno gestiti entrambi, poi nell'82 ne hanno lasciato uno e siamo rimasti qua al Villa Maria, e dall'82 al 90 abbiamo continuato a gestirlo e nel 90 è stato acquistato. E com'era questo albergo prima quando l'avete acquistato? Te lo ricordi? Eri bambino? Io mi ricordo qualcosa, poi le foto e i racconti dei genitori. Nel 74 appena arrivati aveva 45 stanze e 8 avevano il bagno e le restanti camere erano suddivise in 3 piani, 11 camere per piano, e c'erano 3 docce e un bagno per ogni piano. Quindi una struttura alberghiera molto spartana, sì. Anche. Mentre adesso quante camere sono? Adesso sono 52 stanze, tutte con i comfort adeguati al 2000. Come è cambiato l'albergo nel tempo? Cosa avete fatto? Abbiamo fatto un ampliamento nel 2002-2003, abbiamo fatto 10 camere in più, rinnovato quelle esistenti, creando appunto l'aria condizionata, televisioni, cassaforti, frigobar, tutto quello che necessita oggi un hotel. Quindi nel 2003 è stato un primo intervento di ammodernamento? Un primo intervento grosso è stato fatto nel 92, perché mancava anche l'ascensore in realtà, quindi è stato fatto l'ascensore, e quegli anni erano i primi anni dove c'erano le leggi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi facendo l'ascensore si è innescato tutto un procedimento. Abbiamo dovuto fare anche rinnovare 2 piani di camere per renderle accessibili ai disabili. Un ammodernamento per sopperire a delle normative nuove, sì. Poi un altro per questioni di turismo, sì. E poi recentissimamente 2 anni fa, un anno fa, sì, abbiamo fatto 2 grossi interventi. Uno è l'impianto fotovoltaico e una nuova sala. Abbiamo trasformato una sala che utilizzavamo come sala TV per fare sala colazioni e sala da pranzo. Un intervento di ampliamento e di ristrutturazione in un periodo in cui le banche fanno effettivamente fatica ad aiutare gli imprenditori. Sì. Come andava? Grazie a Filturismo ci ha dato una buona mano col fondo di garanzia del consorzio, e diciamo che ho avuto la fortuna di fare l'intervento giusto l'anno prima che il mondo cambiasse, esplodesse tutti i problemi che oggi... Sei anche stato uno dei pochi che ha potuto usufruire del POR, in quanto l'intervento riguardava proprio una parte anche energetica, no? Sì, esatto. Tramite la banca appunto abbiamo chiesto la garanzia del Filturismo, e tramite gli uffici a Filturismo, vedendo il tipo di intervento che dovevamo fare, ci hanno consigliato di accedere a questi fondi. Quindi diciamo che l'apporto non è stato soltanto la garanzia ma anche una consulenza? Sì, esatto, sì. Che spesso il Filturismo dà queste consulenze, perché le banche vanno e ti dicono quello che vogliono fino a dove vogliono, e il Filturismo che vede ha un po' la situazione a 360 gradi, perché ha
molti casi diversi, spesso ci dà una mano anche Un consiglio? un consiglio su dove, come fare, su quali tipi di finanziamenti chiedere, insomma. È stato un apporto positivo, ci ha abbattuto, avendo una garanzia superiore da parte di Finturismo proprio quel tipo di fondo, siamo riusciti ad abbattere di mezzo punto il tasso di interesse che abbiamo. Quindi è una quota sostanziosa, sì, rispetto al complessivo degli investimenti. Sì, abbastanza negli anni. Mi dicevi che avete già avuto dei riscontri del valore di questa vostra operazione? Sì, sul fotovoltaico a livello pubblicitario qualche camera in più l'abbiamo affittata, perché il cliente che va su internet e deve scegliere in base a qualcosa, vedendo che può aiutare l'ambiente venendo da noi, ci ha scelto qualche camera. Italiani o tedeschi? E anche italiani. Anche italiani? Sì, anche italiani. Mirko, se dovessi fare delle proposte ai tuoi colleghi piuttosto che alle istituzioni per crescere, per contribuire a sviluppare il vostro turismo, che è quello balneare, Caorle in particolare ovviamente, però probabilmente anche in tutto il litorale, che cosa vorresti proporre? Se sono delle idee che tu, o che cosa magari si potrebbe fare per aiutare o per semplificare, insomma? Più unità, sicuramente, essere più uniti tra di noi e farci veramente sentire nelle istituzioni o tramite le associazioni di categoria, in qualsiasi modo, come fanno altri settori, tipo agricoltori, pescatori. Quindi una presenza più unita nel dialogo tra le nostre istanze. Portare delle vere proposte, che una di queste potrebbe essere quella di differenziare gli stagionali da chi è aperto tutto l'anno. Che noi sì siamo stagionali, ma siamo trattati come strutture annuali, quindi tutta la tassazione, tutto è come se noi lavorassimo 12 mesi all'anno. Il bancario, tra l'altro. Esatto, sì, tutto. E in particolar modo a Caorle dobbiamo in qualche modo allungare la stagione. Quindi creare attivare delle iniziative che possono, sì, consentire maggiori mesi di lavoro. Creare delle manifestazioni per portare più gente a Caorle, perché a ottobre al mare non si viene. Poi abbiamo visto l'anno scorso che è stata una stagione stupenda. Fino alla prima settimana di ottobre si faceva ancora il bagno, ma la gente non viene, non c'è, e non puoi aprire sperando che arrivi, perché quando la mattina apri la porta cominciano i costi. Quindi ci vuole un certo numero di presenze. In sostanza maggiore unità, una differenziazione tra chi è stagionale e chi invece lavora tutto l'anno, e anche attivare iniziative per consentire l'allungamento della stagione, magari con pubblico anche diverso. Sì, pubblico o il business o manifestazioni culturali, qualcosa che non sia solo sole, ma che non è più sufficiente. Benissimo. Noi ringraziamo Mirko Baradel della Divina Maria di Caorle e gli diamo un bocca al lupo anche per la prossima stagione, visto che questa è andata bene. Grazie. Grazie a voi.